C'è stata una semplice lite tra i soci, poi terminata in pochi minuti. Così nell'aprile 2013 Michele Bolognino, ora in carcere insieme al fratello Sergio, raccontò dell'aggressione denunciata pochi giorni prima da Stefano Venturin e dalla moglie Maria Giovanna Saltolini, all'epoca presidente e direttore generale della GS Scaffalature di Galliera Veneta. Pochi giorni dopo il pestaggio organizzarono una conferenza stampa per difendersi dalle accuse. Nessun metodo mafioso, dissero, per impossessarsi dell'azienda, quando ormai il caso era arrivato addirittura all'attenzione del Parlamento. Parlò addirittura di discriminazione Bolognino e di episodio che rischiava di minare il futuro dell'azienda dell'Alta Padovana. Da questa lite si è arrivata a un'interrogazione parlamentare che non so da dove arriva, solamente perché casomai si trovava qua in visita mio fratello che ha dei precedenti penali. La fabbrica in questo momento, secondo me, siamo arrivati ad un punto dove anche se c'era la possibilità prima di poter fare adesso qualcosa, adesso sarà sicuramente peggio, perché le banche o chi credeva o i clienti stessi che qua hanno le commesse sicuramente si tireranno indietro. Michele e Sergio Bolognino sono oggi considerati i vertici della cosca, che si muoveva nel territorio con estorsioni, intimidazioni, minacce, addirittura pestaggi e sequestri. Un'organizzazione, quella legata all''ndrangheta calabrese, che avvicinava imprenditori in difficoltà con la promessa di un aiuto, ma usavano metodi intimidatori anche semplicemente con chi aveva a che fare con loro per lavoro. Dal titolare di un autonoleggio padovano minacciato di venire squagliato nell'acido, all'artigiano di Sernaglia della Battaglia che doveva fornire loro i mobili per la casa di Tezze sul Brenta, accerchiato da una decina di energumeni che gli hanno ingiunto di consegnare il materiale con puntualità. Fino all'imprenditrice padovana sequestrata per 2 ore in azienda per costringerla a cedere il 50% delle quote della sua società.